Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Pino Musolino e il sindaco di Cavallino Treporti Roberta Nesto hanno sottoscritto questa mattina un documento d'intesa che definisce alcune aree all'interno del territorio comunale, riconoscendone la destinazione funzionale portuale. L'accordo è parte integrante del processo di redazione del documento di pianificazione strategica di sistema, da cui discendono i piani regolatori dei singoli porti. Abbiamo definito quelle che sono le aree di cosiddetta interazione porto-città. Questo è il primo passaggio che deve poi portarci alla possibilità di definire il piano regolatore portuale del futuro. È un processo che è stato introdotto nel 2016 con la riforma portuale e che permette appunto un lavoro congiunto di individuazione di aree e competenze urbanistiche tra i porti e le città coinvolte. In questa fase di negoziazione che abbiamo fatto con il Comune di Cavallino c'è stata una grandissima collaborazione e soprattutto una come dire, comunanza di visione che ci ha permesso di giungere a questo accordo in tempi estremamente rapidi, peraltro appunto anche in tempi di Covid. Ci permetterà a noi come porto di lavorare con molta più serenità e ovviamente al Comune di Cavallino di pianificare nelle aree definite con maggiore sicurezza e maggiore autonomia e insieme tracceremo appunto una destinazione di queste aree nel miglior modo possibile per servire la nostra comunità. Il rapporto con il porto e con il presidente Musolino è sempre stato un rapporto molto importante, soprattutto da quando abbiamo collaborato nella lotta contro il porto delle grandi navi, delle navi crociera a Punta Sabbioni. Oggi arriviamo a questo accordo che consente al Comune di Cavallino Treporti di dare delle funzioni ad alcune aree. Esempio, Porto Peschereccio, noi abbiamo la Casa della Pesca, l'abbiamo restaurata, ma ci mancavano tutte le aree circostanti e non si poteva dare la funzione che avevamo in mente, cioè quella del centro per la pesca, senza la preziosa collaborazione con l'autorità portuale. Oggi quindi abbiamo veramente la certezza che la collaborazione tra enti produce effetti positivi per il cittadino ed è questo che a noi tutti interessa e quindi siamo particolarmente soddisfatti perché finalmente possiamo dare risposte concrete ai nostri concittadini. Porto Peschereccio per esempio.